Donna Vittoria si merita i elogi di un santo protettore, che alluvà un popolo dalla fame e dalla miseria e fece diventare a tutti proprietari. Facendo un manifesto a che di tempi che viene a popolare a Boscociano, Cirugno, grazie, franchigie e terreni allo scopo di piantare vigna. Vittoria, una piccola America, Donna Vittoria, la fece come a popolamento. Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo tornati in Sicilia e vi porteremo alla scoperta di Vittoria in provincia di Ragusa. Il comune si trova a 168 metri sul livello del mare e conta 63.700 abitanti. Vittoria è anche conosciuta come la città delle primizie. Nel corso della puntata scopriremo perché. Non aggiungo altro, a voi Vittoria! Vittoria è una delle città della provincia iblea, della provincia di Ragusa, una città meravigliosa, capitale del Liberty, ma anche capitale delle primizie. Siamo veramente felici del nostro territorio, un centro storico meraviglioso con la Piazza del Popolo. La Basilica di San Giovanni Battista, il nostro Chiostro delle Grazie da poco ristrutturato, ma anche il castello di Vittoria Colonna Enriquez, fondatrice della città. Parlato del Liberty, i palazzi privati di questa città sono veramente meravigliosi e questa è una zona dove si mischia appunto il barocco e il Liberty e quindi è veramente una città molto particolare. È una città però giovane, appena 400 anni dalla fondazione. E ha un borgo marinario incredibile che è Scoglitti sul mare, 8 km di coste, un pescato meraviglioso e potete ammirare, ecco, anche la piccola pesca, proprio i pescatori che davanti a voi vi puliranno il pesce. Ma a questo abbiamo anche le altre primizie, la nostra agricoltura. Vittoria ha il mercato ortofrutticolo più grande del sud, il secondo in Europa, da qui parte l'80% delle primizie per l'Italia, i nostri pomodori, il nostro ciliegino, le nostre melenzane, peperoni, zucchine. E poi abbiamo il vino, un vino meraviglioso, il Cerasuolo di Vittoria, l'unico DOCG da Roma in giù. Il nostro teatro è il nostro bijou, tardo Ottocento, un teatro meraviglioso, conosciuto in tutta la Sicilia anche per la sua acustica. Venite a visitarlo perché è veramente un piccolo gioiello, un piccolo capolavoro.
Vittoria è la città dell'accoglienza. Noi sin dagli anni '80 abbiamo accolto i nordafricani che sono venuti qua in decine di migliaia e che hanno aiutato anche lo sviluppo economico della nostra terra fatta di sorricoltura. Quindi è una città dell'accoglienza, qui non ci sono fenomeni razzisti, non esiste altro, c'è tra l'altro uno stato sociale molto ben sviluppato. Non potete non venire a Vittoria, una città dove si mangia benissimo, dove si mangiano le primizie, dove si mangia il pesce, dove si beve un buon vino, dove sposate tutto con un centro storico meraviglioso e con gente incredibile. Sul centro storico di Vittoria svetta la maestosa basilica intitolata al patrono San Giovanni Battista. Andiamo a conoscere il parroco. La Basilica di San Giovanni Battista, dedicata appunto a questo santo precursore di Gesù, risale al 1732, quando è stata inaugurata e quindi benedetta. È nata dopo la distruzione della chiesa precedente dedicata sempre a San Giovanni Battista. Il terremoto del 1693 la rase al suolo. Dopodiché i vittoriesi hanno voluto che si costruisse un'altra chiesa dedicata al santo Giovanni Battista, perché a Vittoria c'è una devozione molto forte verso questo santo, che in vari momenti ha mostrato la sua benevolenza verso il popolo vittoriese. Quindi è una chiesa che è nata proprio con il concorso del popolo. La nostra basilica è stata rivestita poi con gli stucchi nell'Ottocento, una basilica dove i colori, l'oro profuso molto fortemente, dà una bella visibilità e mantiene anche quel raccoglimento che ognuno prova entrando in chiesa. Aiuta nella preghiera. Da dire che per esempio la gran parte dei matrimoni che si celebrano a Vittoria vengono celebrate qui nella Basilica e anche nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie in Piazza del Popolo. La Basilica presenta diversi punti molto belli. Intanto abbiamo la statua di San Giovanni Battista. È una statua particolare, lignea, ha questo colore perché rappresenta Giovanni nel deserto. Poi abbiamo il pulpito che è molto bello, è in legno, tutto lavorato. L'organo è stato costruito da Del Piano, un frate che ha costruito parecchi organi. E questo è uno dei pochi che è rimasto. Gli altari sono con tanti santi. Quattro altari hanno la Madonna al centro. La Madonna è la Sacra Famiglia, perché una devozione molto forte è quella alla Vergine Maria. Abbiamo poi due altari laterali e due cappelle in realtà, una dedicata al Santissimo Sacramento e l'altra a Gesù Crocifisso. Queste cappelle in realtà appartenevano a delle famiglie. Ogni cappella ha o una statua oppure una tela.
e alcune tele sono molto pregevoli. Vittoria ha 15 parrocchie e la vita religiosa è una vita religiosa che è cresciuta parecchio, specialmente con la formazione di queste 15 parrocchie. La città di Vittoria ha attraversato attraverso diversi momenti di floridezza, momenti anche di un po' accasciamento. Speriamo che ci sia una ripresa perché nell'animo del vittoriese avere questa forza di guardare avanti, di intraprendere sempre strade nuove. Sono Rosario Giarratana, mi occupo della valorizzazione del territorio. Scommetto su Vittoria perché è una città giovane, la più giovane della provincia di Ragusa. E come tale, diversi siti di grande importanza e di grande attrattiva sono ancora sconosciuti. Per questo mi occupo della valorizzazione del territorio nell'ambito storico, culturale, folcloristico e enogastronomico all'interno delle scuole. Invito gli alunni, i ragazzi, non solo ad amare la città di Vittoria, ma a conoscerla per renderla sempre più viva. Un invito particolare lo faccio a voi che ci seguite a venire a Vittoria e a scoprire le nostre bellezze. In un ristorante di Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali del territorio. Quello che vedete qua sulla tavola giustamente è tutto prodotto ittico del mercato ittico di Scoglitti, una bella marineria, una flotta peschereggia che conta ben 22-24 motopescherecci e 25 piccole barche della piccola pesca. Come potete vedere giustamente il primo piatto che vedete qua, dove c'è un pesce San Pietro, c'è una coda di rospo, una seppiolina, degli scampi e degli scorfani. Gli scorfani sono proprio della piccola pesca della barchetta, non prese con la paranza ma solamente con le rete da posta. Sulla sinistra potete vedere anche le primizie della città di Vittoria. Queste sono delle verdure che si sposano benissimo con la cucina e l'arte siciliana. Come spezie possiamo vedere che abbiamo del pepe nero, abbiamo dell'origano siciliano, del pepe rosso, abbiamo dell'aglio soprattutto siciliano, abbiamo dei capperetti siciliani, abbiamo dei pinoli e abbiamo anche dell'uva sultanina, detta in siciliano l'uva passa. I piatti tipici per esempio di questa zona della Sicilia orientale, come Scoglitti in questa frazione, sono ad esempio la zuppa di pesce, che è questa qua, basta aggiungere solamente delle gallinelle, qualche gronchio o la canocchia o pannocchia come in altre regioni si chiama, possiamo avere una zuppa di pesce. La zuppa di pesce noi la preferiamo degustare e assaggiare con una pasta, questa che sto indicando, che è il mezzalino. Poi come altre ricette, come cavallo di battaglia e ricette molto particolari, abbiamo ad esempio la pasta con le acciughe, con il piatto che vedete qui di fronte a me. Come pesce tipico di Scoglitti abbiamo per esempio gli scampi e il gambero rosso, abbiamo anche i granchi, abbiamo il polipo, abbiamo le acciughe e poi come queste vengono pescate nel canale di Sicilia o nel canale di Malta, perché questi pesci, per esempio i crostacei più buoni del Mediterraneo vengono pescati proprio fra il canale di Sicilia e il canale di Malta.
Come cucina tipica che noi serviamo ad esempio nel nostro ristorante, che abbiniamo al pesce, abbiamo anche la caponatina, che è fatta con sempre soffritto di cipolla, olive, capperetti, poi ci sono melenzane, sedano e peperone rosso. Abbiniamo delle zucchine fatte arrosto e poi all'interno c'è l'acciuga salata con aceto balsamico. L'insalata d'arancia nostra è fatta origano, prezzemolo, acciuga salata, cipolla, olio extravergine di oliva e poi un pizzico di limone. Il tutto questo serve per, diciamo, addolcire e sciacquare un po' la bocca mentre si mangia il pesce. E questa è una razza fatta in agrodolce, è anche un altro piatto tipico siciliano. Diciamo, nel pesce noi abbiamo anche delle alghe. Queste alghe sono vicine a questa grattugia con la bottarga. La bottarga sono delle uova di tonno fatte sotto sale. Poi invece gli asparagi di mare sono tipo gli asparagi di terra, ma questo asparago ha la particolarità di crescere tra gli scogli e il bagnasciuga delle acque del Mediterraneo. Noi lo serviamo crudo, non lo bolliamo, e quando si assaggia si sente, non ha né l'amaro dell'asparago di terra, ma è bello dolce e anche salato senza essere condito, proprio perché si nutre di acqua di mare. Questa è una bella fetta di tonno, sembra un filetto di manzo, ma è tonno. Questo viene messo a bagno in aceto e limone con origano e pepe rosso, sta a marinare un minuto e mezzo, poi viene messo in piastra, scottato a stento, davanti e dietro, poi viene messo sul piatto, portato a tavola e servito tagliandolo davanti agli ospiti. La Sicilia, essendo stata dominata dagli arabi, facciamo anche dell'ottimo couscous. Il couscous noi lo possiamo fare o con le primizie di Vittoria, aggiungiamo poi dei gamberetti e aggiungiamo anche del brodo di pesce o del fume di pesce. Questo si può usare sia con le vongole sia con le cozze. Se fate un piatto di pasta e mettete questo brodo di pesce e aggiungete della mollica grattugiata, ma non è tostata, la particolarità di questa mollica è che è fritto, il pane fritto e poi macinato a mano per essere un po' grossolano e farsi sentire anche in bocca. Alla fine, quando finiamo di servire il tutto, giustamente nella tavola siciliana non può mancare l'ottimo limoncello siciliano o addirittura il pistacchio, che è sempre lo stesso procedimento del limoncello, ma il liquore a pistacchio fatto anche da noi, e questa è sempre una bevanda tipica siciliana, questo non può mancare. E quindi non possiamo che non chiudere con il sorbetto al limone, il sorbetto siciliano. Anticamente gli arabi prendevano la neve dell'Etna, la mischiavano con lo zucchero di canna, aggiungevano del succo di frutta e così nasce il primo sorbetto al limone, e da lì si dà il via al gelato di oggi. Quando andate a mangiare il pesce non dimenticate che il vino rosso, il vino, quello che si deve scegliere veramente, o è cerasuolo, o è frappato, o è nero d'avola, ma il rosso sul pesce ci sta. Vittoria ha senz'altro dei numeri interessanti per quanto riguarda le imprese del territorio. La parola al presidente delle piccole e medie imprese della Sicilia. La Sicilia è definita il giardino d'Europa. Vittoria è il cuore di questo giardino. Vittoria è una delle città più dinamiche della Sicilia. Qui abbiamo un'azienda ogni 8,8 abitanti. A Vittoria ci sono 7.200 imprese, piccole e microimprese. Di queste un terzo sono imprese agricole che producono prodotti di eccellenza, primizie, che vengono commercializzate attraverso un mercato ortofrutticolo che negli ultimi 50 anni ha avuto una crescita rilevante. Infatti è diventato il più grande mercato ortofrutticolo del sud, il secondo in Italia. A Vittoria non si produce soltanto primizie, ma anche olio, uva e vino. Qua siamo nella patria del cerasuolo di Vittoria, a denominazione d'origine controllata e garantita. L'economia negli ultimi anni ha avuto una leggera ripresa, fino al 2014 eravamo in recessione, nel 2015 abbiamo avuto un incremento dello 0,2% del PIL, nel 2016 dello 0,7%, grazie all'esportazione dei prodotti agricoli ed enogastronomici. Io vorrei fare un invito a tutti i giovani del territorio di restare qua, di portare le loro idee, la loro dinamicità all'interno dell'azienda di famiglia o, perché no, crearne una nuova utilizzando i fondi comunitari del PSR, che prevedono contributi a fondo perduto per i giovani che vogliono investire in innovazione nell'azienda di famiglia oppure crearne una nuova.
Vittoria è la città delle primizie per la sua eccellente agricoltura in serra. Andiamo a visitare un'azienda del territorio. Questa azienda nasce da 4 generazioni come un'azienda di produzione e nel 2005 nasce l'azienda Contrade, che comincia a trasformare e commercializzare il prodotto. Oggi abbiamo avviato un nuovo progetto che abbiamo chiamato IOP, che ha riunito 80 aziende agricole sul territorio spalmate su 200 ettari, 80 agricoltori che hanno scelto di unirsi e quindi in qualche modo superare quello che è stato uno dei più grossi limiti del territorio, ovvero la disaggregazione. I prodotti che la nostra città, che Vittoria, offre allo scenario mondiale sono tanti. Sicuramente il ciliegino è il principe di questi prodotti, il più famoso e il più buono, ma non dimentichiamo che abbiamo anche tanti altri prodotti, il piccadilly, il pomodoro grappolo, il datterino, peperoni, melanzane. È molto ampio il paniere di prodotti che Vittoria offre allo scenario mondiale. Il progetto IOP è un progetto nuovo e innovativo. Abbiamo puntato molto, oltre che sulla produzione e sull'unione, anche sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare, argomenti che oggi sono all'ordine del giorno perché sulla tavola i nostri consumatori chiedono un prodotto che sia buono ma che sia anche sicuro e certificato. Noi commercializziamo i nostri prodotti sia con i mercati nazionali, quindi locali, sia con la GDO, con la grande distribuzione organizzata in tutto il mondo, Est Europa, Nord Europa, quindi le grandi catene dei supermercati. Certamente facciamo un invito a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo a venire qui e visitare le nostre bellezze che, come avete visto dalla rubrica, vanno dall'arte al mare, al pescato e sicuramente passano per l'agricoltura e per i nostri prodotti, quindi invito tutti a venire a trovarci. Tra l'altro abbiamo anche 2 aeroporti vicini, Comiso e Catania, quindi è facilissimo raggiungerci e venite a scoprire le bellezze che il nostro territorio e la nostra città di Vittoria può offrirvi. Adesso con il vice sindaco del comune di Vittoria andiamo a conoscere un'altra importante iniziativa che sta portando avanti l'amministrazione. Vittoria per me è una grande passione, è la passione che ho sempre condiviso e vissuto dal periodo della mia adolescenza, il mio impegno sociale, il mio impegno politico, l'amore per il mio territorio, è quello che mi ha sempre contraddistinto in questi anni e che è quello che sto facendo adesso. Ho condiviso assieme ad amici, assieme alla mia famiglia, un sogno, quello di poter governare e amministrare questa città, quello di poter cambiare questa città, quello di poter dare una prospettiva al mio territorio. Vittoria è anche opportunità, Vittoria è anche investimento, Vittoria è anche la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni che questa amministrazione ha dato e sta dando alle imprese, ai nostri giovani. Ecco, l'opportunità di poter investire nel nostro splendido centro storico o nella nostra bellissima Scoglitti. Questo museo si trova nella cittadella fieristica di Fiere Maia. Ho raccolto specialmente in tradizione del carretto. Il carretto non è stato costruito così per caso solo per trasportare i prodotti della terra, ma è stato costruito con un nobile criterio e coniato con molti motivi di vita. Pittura, scultura, ferro battuto danno la sensazione quanto l'uomo aveva la saggezza e la dimestichezza e nella sua arte immortalava la sua dignitosa credenza. Questo è lo strumento del carrettiere che andava e cantava le canzoni e con il marranzano si accompagnava.
per non far addormentare il cavallo scalpitava allegro con il suono del marranzano. Ora voglio dire una cosa, se volete venire qua a Vittoria, per appuntamento mi telefonate, io apro e vi faccio pure di cicerone, di qualsiasi paese che venite. Vittoria, città delle primizie, vi aspetta a braccia aperte. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Vittoria in provincia di Ragusa. Ciao! Viva il